Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sigonella e Muos già coinvolti nella guerra contro l'Iran. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti al ministro della Difesa Crosetto. Primi rientri tra i siciliani da Dubai, mentre i prezzi schizzano alle stelle. Morto nel carcere opera di Milano lo storico capo della mafia catanese Nitto Santapaola, stava scontando l'ergastolo al 41 bis. Dalla cattura nel 93 non si era mai pentito. Palermo, Pereda e la Rappa aggrediti allo Zen, un rogo doloso, probabilmente incendia 6 mezzi in un parcheggio. Il titolare aveva denunciato i suoi estorsori. Niscemi, pool frana al lavoro, acquisiti documenti sui fondi non spesi. Abbiamo paura, il terreno tende a sprofondare. A Tremestieri e Tenneo i genitori degli alunni della scuola Madre Teresa di Calcutta riaccendono i riflettori sull'istituto realizzato in prossimità di una faglia. Calcio, big match giovedì sera per il Catania che sfida il Benevento capolista in trasferta. Partite in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Il Palermo domani al Barbero ospiterà il Mantova per mantenere accesa la speranza della promozione diretta. La base di Sigonella e la stazione Muos di Niscemi sarebbero già coinvolti nella guerra contro l'Iran. I parlamentari del Movimento 5 Stelle chiedono chiarimenti al ministro della Difesa Crosetto. Intanto tra i catanesi cresce l'incertezza. Luca Ciliberti. Dalla base americana non trapela nulla, pochi giorni fa solo un avviso destinato ai Marines americani e alle loro famiglie di prestare attenzione. Ma secondo alcune indiscrezioni rese note oggi dai parlamentari 5 Stelle di Camera e Senato, la base di Sigonella e la stazione Muos di Niscemi sono già coinvolti nella guerra contro l'Iran. Nell'aeroporto militare, nella Sicilia orientale in uso agli US Navy, si registra un intenso traffico di aerei cargo militari americani e uno è in arrivo anche dalla base americana a Creta, hub logistico per le operazioni in Medio Oriente. Non solo Sigonella, perché la Sicilia è tra gli obiettivi sensibili, ha anche il centro di comunicazione satellitare Muos, uno dei 4 nodi terrestri globali che garantisce il collegamento tra tutti gli aerei, droni, navi e sottomarini americani. Sigonella è a 2 passi. Se non lo sa il ministro della difesa che è andato lì a farsi la vacanza mentre stavano bombardando, che lo deve sapere. È un po' di timore, un po' di disagio, più che altro perché appunto non si sa esattamente che conseguenze e che cosa ci possiamo aspettare esattamente. Adesso i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni esteri e difesa di Senato e Camera e l'eurodeputato pentastellato Giuseppe Antoci chiedono che il ministro della difesa Guido Crosetto chiarisca queste circostanze e spieghi agli italiani qual è il reale grado di coinvolgimento delle basi delle strutture militari sul territorio italiano e in particolar modo sul territorio siciliano. Noi vogliamo sapere dal ministro Crosetto qual è il livello di coinvolgimento della base di Sigonella e del Muos e soprattutto chiediamo di sapere se arriverà una richiesta da parte degli Stati Uniti, quale sarà la risposta del governo italiano. In tutto il paese sono già stati rafforzati immediatamente i dispositivi di vigilanza su molti degli oltre 28.000 obiettivi sensibili nelle città italiane, tra queste ambasciate, consolati, luoghi di culto riconducibili in particolare ai paesi coinvolti. Sono rientrati a casa alcuni degli italiani che si sono ritrovati sotto le bombe a Dubai, tra questi anche 200 studenti. Sono tanti i siciliani che vivono e lavorano negli Emirati, le testimonianze raccolte da Luca Ciliberti. Sono iniziati i primi rientri dei gruppi italiani bloccati in Medio Oriente. Oggi con un volo speciale a Abu Dhabi-Milano torneranno circa 200 studenti, tra questi molti minorenni, anche siciliani, che partecipavano a una simulazione nell'ambito del progetto di politica internazionale. Grazie infinito al governo italiano, alla task force del Golfo e alle autorità consolari diplomatiche per averci assistito e per averci permesso una partenza quanto più immediata possibile. Speriamo insomma di arrivare presto. Ma resta alta l'attenzione per i tantissimi connazionali che vivono o risiedono in quell'area. Attualmente sono 70.000 tra presenze stabili e temporanee, 30.000 solo a Dubai e ad Abu Dhabi. Tra questi c'è chi ha scelto per opportunità di spostarsi qualche giorno in un altro paese. Eravamo proprio lì di sera e vedevamo appunto che c'era la contraerea, appunto l'antimissilistica che riusciva a intercettare questi droni e i missili che erano su Dubai, appunto, che erano in aria.
riusciva a bloccarli, però ovviamente si sentivano troppi botti, i bambini hanno avuto paura perché ovviamente piangevano anche di notte, poi si sentivano questi botti. L'antimissilistica incredibilmente ha bloccato circa ad oggi 600 tra droni e missili, quindi Dubai comunque si è comportata egregiamente, città veramente ancora più sicura. Zapparrata, originario di Gran Michele ma residente da anni a Dubai, ha caricato il fuoristrada e con la famiglia ha scelto di trasferirsi in un resort ritenuto sicuro in Oman. Ho parlato con l'ambasciatore, ho parlato qui con il consolato, l'Oman in questo momento è sicuro, siamo tranquilli. Ora sto cercando di far rimpatriare tantissimi amici miei che sono qui, che comunque non se la sentono e vogliono tornare, quindi sono qua con loro in aeroporto. Io rimarrò in Oman, la mia famiglia rimarrà lì a mare nel resort e niente, aspettiamo questa situazione. Io torno a Dubai, penso domani o dopodomani, perché comunque ho delle cose in corso, business, attività, e devo rientrare per forza. Attenzione per gli sviluppi della situazione internazionale dunque, ma nessuna fuga o rientro anticipato in Italia. La guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas. Tonino De Mana. Credo sia sotto gli occhi di chiunque, ci si può guardare intorno, è tutto aumentato. Con una precisione chirurgica gli effetti di ogni guerra si fanno sentire nelle tasche e nei portafogli degli italiani. Ha impiegato poco tempo il mercato a perdere equilibrio, così l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente risposta ha portato ad una raffica di aumenti di petrolio e gas, più 4 centesimi al litro per benzina verde e gasolio, con la sensazione, anzi la certezza, che i rincari proseguiranno nei prossimi giorni. Le borse hanno reagito malissimo a questo blocco della chiusura dello stretto di Hormuz, tant'è vero che il petrolio ha avuto un balzo del 16% e il gas oltre il 40%. Questo ha comportato subito un aumento medio di circa 4 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio. Un consiglio che mi sento di dare agli automobilisti è quello di fare, ognuno ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, il pieno alle autovetture proprio per ammortizzare il danno. Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, l'effetto domino è servito. Incute una grossa preoccupazione. Già le tasche degli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani, sono in sofferenza. Sarà un bel salasso perché adesso aumenteranno tutto aumenterà praticamente. Aumenta il gas, per fortuna l'inverno è quasi alle spalle. Sì, questo è vero, grazie a Dio non abbiamo bisogno di troppo gas, se non per cucinare. Insorgono le associazioni dei consumatori che a cascata prevedono aumenti anche di bollette, trasporti e prodotti finiti. Insomma, sugli italiani incombe il rischio dell'ennesima stangata. Chiudiamo questa pagina dedicata alla guerra. Mafia. È morto ieri a Milano il storico capo della mafia catanese Nitto Santapaolo. Il boss era detenuto all'ergastolo nel carcere di Opera al 41 bis. Alleato dei corleonesi, fu condannato anche per le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Orazio Longo. Era malato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Benedetto Nitto Santapaolo è morto ieri a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato di recente. Disposta l'autopsia, Santapaolo era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, dove stava scontando l'ergastolo. Storico capo dei capi della mafia catanese, la sua cattura era avvenuta il 18 maggio del 93 in un casolare del Calatino, dopo 11 anni di latitanza. Soprannominato il cacciatore per la sua passione o il licantropo, Santapaolo era considerato uno tra i più potenti boss di Cosa Nostra, con forti legami con l'imprenditoria, tanto che negli anni 70 inaugura concessionarie di auto alla presenza di questore, prefetto, arcivescovo e amministratori pubblici. Nato a Catania nel 1938, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, è stato il leader indiscusso del clan Santapaolo Ercolano, consolidando il suo potere grazie ad alleanze strategiche con i vertici dell'organizzazione mafiosa siciliana fino ai corleonesi di Totò Riina, che ufficialmente sostenne nella strategia degli attentati, rifiutandosi però di commettere omicidi eccellenti a Catania per evitare l'interesse dello Stato nella sua area di influenza ed espandendo il suo potere nel controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Fu condannato tra i mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e di una serie di omicidi, tra cui quello del poliziotto Giovanni Lizio e del giornalista Giuseppe Fava. La sua cosca fu protagonista di sanguinose faide, è stato accusato di avere continuato a gestire il clan anche da detenuto e per questo gli è stata più volte rigettata la richiesta dei domiciliari.
Operai della RAP aggrediti allo Zen durante la rimozione delle cataste di legno e poi un rogo, probabilmente doloso, ha incendiato 6 mezzi in un parcheggio. Il titolare aveva denunciato i suoi estorsori. Marco Gullà. Andatevene perché vi massacriamo di botte, è la minaccia che è stata fatta ai danni di una ditta esterna incaricata dalla RAP per le operazioni di rimozione di cataste di legno nel quartiere Zen 2 a Palermo. Il materiale, verosimilmente destinato alle cosiddette vampe di San Giuseppe, era stato individuato e avviato alla rimozione. Tuttavia, il 27 febbraio gli operatori della ditta incaricata della bonifica sono stati minacciati e aggrediti verbalmente. Questa mattina il presidente della RAP, Giuseppe Todaro, e l'assessore comunale all'ambiente Pietro Alongi si sono recati negli uffici della sezione investigativa della Digos della questura di Palermo per denunciare l'episodio. Non solo Zen, nella notte un incendio probabilmente doloso ha danneggiato 4 tir e 2 autovetture che erano all'interno di un parcheggio. L'attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un'officina e che lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di pizzo e un'aggressione. A microfoni spenti una donna ci dice: abbiamo sentito un forte boato che ci ha svegliati. Il fumo ha poi invaso tutta la zona. Mentre la Procura di Gela indaga sulle cause della frana di Niscemi e sui finanziamenti mai utilizzati, la Regione avvia i primi ristori per le imprese colpite. Gerry Italia. È un'indagine che scava nel passato per capire le responsabilità del presente, quella avviata dalla Procura di Gela sulla frana di Niscemi. I magistrati del pool frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno passando al setaccio documentazione tecnica e atti amministrativi per ricostruire perché non siano mai stati realizzati gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulica del torrente Benefizio, fondamentali per la sicurezza dell'area. Sotto la lente finiscono anche i progetti legati alla frattura del territorio a valle dell'ex depuratore, già colpito da una grave frana nel 1997. Per quei lavori erano stati stanziati oltre 10 milioni di euro, ma gli interventi non sono mai partiti. Un finanziamento rimasto bloccato per anni in un complesso iter burocratico negli uffici regionali, che solo lo scorso anno ha portato alla nomina del responsabile unico del procedimento. Da 2 settimane i PM hanno avviato le audizioni delle persone informate sui fatti, affiancati da 3 consulenti tecnici. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e capire se i ritardi abbiano contribuito al disastro. Intanto, sul fronte degli aiuti, dalla prossima settimana partiranno i primi pagamenti dei contributi regionali alle imprese danneggiate dalla frana e dal ciclone Harry. Sono circa 1200 le domande presentate, 60 solo da Niscemi. I ristori fino a un massimo di 20.000 euro per azienda saranno erogati direttamente ai beneficiari. La Regione promette rapidità e nessuna esclusione, ma mentre arrivano i primi fondi resta aperta la questione centrale: perché risorse già disponibili non sono mai state trasformate in opere di prevenzione? Una domanda a cui ora prova a rispondere l'inchiesta. Terreno fragile che si muove succede anche a Tremestieri Etneo nel Catanese, proprio vicino a una scuola. Tonino De Mano. La fessurazione è passata da 2,5 centimetri adesso a quasi 4 centimetri. Fessure sul terreno che si allargano a vista d'occhio, il muretto perimetrale della scuola e la relativa inferriata che mostrano segni evidenti di spostamenti, una porzione del parcheggio che tende a sprofondare, quanto basta per far riaccendere i riflettori sull'istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta, conosciuto a Tremestieri Etneo come la scuola della faglia vulcanica. Le scosse di terremoto del novembre scorso hanno lasciato il segno e nonostante le rassicurazioni degli enti preposti, in primis commissari prefettizi insediati al comune di Tremestieri, i genitori e i rappresentanti del comitato spontaneo Centro Ravanusa chiedono garanzie in nome e per conto della sicurezza. Purtroppo abbiamo verificato ora insieme a voi che effettivamente hanno lasciato tutto com'è, anzi abbiamo notato che si è allargato un pochino la fessura, quindi come pensavamo noi. Mi era stato promesso effettivamente dall'ufficio tecnico e a tutti quanti quando ci siamo visti che avrebbero quantomeno chiuso quello per evitare le ulteriori infiltrazioni. Mandare i bambini a scuola, insomma, almeno per noi genitori è una grande preoccupazione, perché non sappiamo se ci dovesse essere un'altra scossa, e quella che c'è stata è stata lieve, che cosa. Piazzale off limits alle auto e transenne per delimitare il parcheggio. E mentre raccogliamo lo sfogo dei genitori, oltre il muretto si fa lezione regolarmente, si va e si viene, con un occhio al terreno ed un altro ai bambini. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo per parlare di giovani talenti che guardano al futuro.
Salvatore Iacolino è il nuovo manager del Policlinico di Messina, l'attuale numero 1 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è stato scelto dal governo Schifani per sostituire Giorgio Giulio Santonocito, che si è dimesso ad inizio mese dal ruolo di direttore generale. La commissione ARS ha dato l'ok. C'è un'altra nomina, l'ex prefetto Piero Mattei è stato nominato commissario straordinario al comune di Messina dopo le dimissioni del sindaco Federico Basile. Mattei, 82 anni, è stato prefetto di Oristano, Crotone, Vicenza e viceprefetto vicario a Palermo e Salerno. E adesso andiamo a conoscere i 130 talentuosi studenti delle scuole superiori che si sono sfidati in 3 giorni tra idee e visione per il futuro. Sentiamo Veronica Barbarino. Creatività, tecnologia e visione imprenditoriale sono questi gli ingredienti della 5ª edizione di Hack Your Talent, che a Ragusa ha coinvolto 130 studenti delle scuole superiori. 3 giorni in cui, tra formazione, intelligenza artificiale e visione di impresa, i giovani talenti divisi per gruppi si sono sfidati nella progettazione di sistemi tecnologici utili per il domani. Dalla salute mentale all'inclusione digitale, dalla sostenibilità industriale al monitoraggio costante della salute. Il nostro progetto è una maglietta con vari dispositivi collegati a essa. Questi sensori misurano i nostri parametri vitali e i parametri dell'ambiente che ci circonda e mandano tutti questi valori a un'applicazione che in caso di pericolo ci invia delle notifiche e in caso estremo può inviare una chiamata al pronto soccorso. Sul podio delle migliori idee, un cingolato intelligente, capace di esplorare acquedotti e fognature, mappare le infrastrutture e intervenire sulle perdite idriche. E ancora un videogioco inclusivo e un'app che racconta il territorio. Io e i miei compagni abbiamo pensato di ideare un videogioco davvero innovativo attraverso cui le nuove generazioni siano capaci di mettersi nei panni di chi quotidianamente convive con dei limiti dovuti a disabilità o neurodivergenze. Noi abbiamo creato un'app per incentivare il turismo locale in modo originale e autentico, proponendo itinerari e consigli di viaggio creati da cittadini locali in modo da far trasmettere un senso di appartenenza. Idee complesse e articolate, sviluppate dai giovani di oggi e che raccontano molto del potenziale di questa generazione. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché Catania si prepara al big match di Benevento fra 2 giorni, mentre il Palermo domani al Barbera sfiderà il Mantova tra poco. Siamo al calcio, il Catania a 2 giorni dal big match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta. Lunetta potrebbe giocare in attacco mentre a Catania si lavora a Torre del Grifo. Marco Carli. Con l'aiuto dei tifosi per l'assalto alla capolista Benevento, il Catania potrà contare sul supporto del pubblico amico per provare a tenere aperta la corsa al primato. I rossazzurri sono rimasti in Campania dopo il pari con la Salernitana con una prestazione valida non condita dai gol. Nell'allenamento del martedì è tornato in gruppo Celli, si riaffaccia anche Ponsi, la sensazione è che il primo potrebbe essere a disposizione per la gara mentre l'esterno resta in bilico. Il terzetto di difesa di Salerno ha giocato un'ottima partita, Allegretto ha fatto molto bene da braccetto, possibile che venga riproposto insieme ai compagni che hanno giocato con lui all'Arechi. A centrocampo vive il ballottaggio fra Di Noia, bene anche lui a Salerno, e Di Tacchio. In attacco, l'ha detto anche Toscano, serve essere più concreti, soprattutto fuori casa, dove il Catania finora ha segnato solo 15 gol, subendone altrettanti. Potrebbe essere il momento di Lunetta con D'Ausilio e Jimenez alle spalle. Intanto a Catania si lavora per il futuro. Pelligra, per la prima volta da quando la società ne è proprietaria, a Torre del Grifo. Poi, da mercoledì sarà a Napoli prima di assistere al match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. Nel centro sportivo uno dei lavori più importanti è quello legato a energia e elettricità e si pensa molto al rinnovabile per limitare i costi. Un Catania che vuole essere futuribile anche nelle scelte strategiche che riguardano la propria casa, mentre lontano da casa, al Vigorito, la squadra correrà per il sogno sportivo. Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Mantova per mantenere accesa la speranza della promozione. Marco Gullà.
Bello in casa, opaco in trasferta, il doppio rendimento del Palermo incide e non poco sulla classifica. Al Barbera e Rosanero si dimostrano un vero rullo compressore, capaci di conquistare 33 punti, un rendimento d'eccellenza che li vedrebbe secondi in classifica dietro al Monza se si contassero esclusivamente i match casalinghi. È in trasferta che il Palermo gira a vuoto, solamente 18 i punti raccolti, pochi per una squadra che deve puntare alla promozione diretta. Domani Rosanero in campo nel turno infrasettimanale. Al Barbera arriva il Mantova. L'obiettivo è quello di cancellare il KO dell'Adriatico contro il Pescara. La formazione di Inzaghi va alla ricerca della nona vittoria di fila tra le mura amiche, sperando nei passi falsi delle dirette concorrenti come Monza, Venezia e Frosinone. Inzaghi sembra orientato a riproporre l'assetto che ha accompagnato il Palermo per gran parte del ciclo di risultati utili consecutivi. Dovrebbe tornare Bani in difesa, mentre sulla tre quarti l'Eduaron è in vantaggio su Jonsen. Poi non dovrebbero esserci altre novità. Fischio d'inizio alle 20, arbitrerà Airoldi della sezione di Molfetta. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.